e noi siamo in compagnia degli animatori. Ciao Ombretta. Salve, ciao. Allora, animatrice in questa occasione credo importante, perché per un mese siete stati insieme ai ragazzi, li avete preparati per poi arrivare alla fine. È stato un bellissimo percorso, anche perché comunque non solo i ragazzi si sono trovati bene, ma è stato bellissimo anche per noi, soprattutto per noi, anche perché l'estate ragazzi in oratorio è qualcosa di importante, è un qualcosa in più dell'estate ragazzi. Insomma, non ti dico le altre parti, però insomma c'è tutto un percorso formativo, quindi un'accoglienza particolare. Quindi... Ho visto che c'è stato anche un momento per lo studio, per far studiare i ragazzi. Certo, c'è stato un momento appunto per i giochi, c'è stato un momento di formazione, c'è stato un momento di divertimento, laboratori teatrali, c'è stato un momento per tutto, quindi è stata, diciamo, una giornata molto piena. C'è stato anche un momento di divertimento, le uscite, tutto quanto. A proposito di teatro, poi tu fai parte anche di una compagnia importante teatrale, però vieni un po' più qua. Sì. Oh, fuggono tutti i ragazzi. Fatti una ola, abbiamo gli animatori, una ola, oh. Perché poi tutto questo silenzio, stiamo parlando di animazione, fatelo ogni tanto, anche se non c'entra niente, fatelo uno, dai! Oh, ecco, abbiamo dietro gli animatori. A proposito di teatro, comunque tu fai parte anche di una compagnia teatrale importante. Compagnia Teatro Latte Dolce con Ugo Niedda, sì. Estate ragazzi, Latte Dolce qui all'oratorio dei Salesiani, qual è il ricordo che ti porterai nel cuore? Ma sicuramente i bambini, a parte loro, vabbè, che sono stati una compagnia fantastica, ma i bambini prima di tutto, perché sono stati davvero bravi a seguirci, le cose non erano semplici, quindi è proprio una grande soddisfazione sia per me che per loro. Ma fare gli animatori poi in queste occasioni come ti cambiano la vita? Tanto, perché sono nuove esperienze che comunque ti fanno capire molte cose e soprattutto il fatto di non smettere mai di giocare, che questa è la cosa più importante. Quindi vi siete divertiti più voi dei ragazzini? Sicuramente. Diciamo le cose come stanno. Sì, io sì, parlo per me. Molto divertente, devo dire la verità, è bello sempre ritornare ai bambini, quindi... Bene, allora andiamo a conoscere Gabriele. Abbiamo Gabriele. Ragazzi, applauso per Gabriele, vai! Siamo sempre in compagnia degli animatori che hanno animato questo mese di estate ragazzi qui a Latte Dolce, qui grandi occasioni devo dire per voi animatori, perché qualcuno ha detto ci siamo divertiti più noi che i ragazzini. Senza dubbio. Ma punto. Ecco, a questo punto tu avresti dovuto dire, ma sai, per noi animatori, insomma, inventarci anche le cose, molto spesso anche i ragazzini sono quelli che ci insegnano, così facciamo... Per farli divertire loro dobbiamo divertirci anche noi, perché come prima cosa, logicamente, se no non si divertono anche loro. Una delle cose che ti è piaciuta di più in questo mese di estate ragazzi? Le uscite al mare il mercoledì. Quindi ogni mercoledì, no, ma anche perché a me è capitato qualche volta di vedere il pullman che partiva e quindi... Le uscite al mare dove, per esempio? Tipo, dove siamo andati? Via ai Tamugoni, all'Acqua Fantasy, all'Isola Rossa. Come diceva un comico, a giocare a ping pong sulla 131? Sì, anche con i palloncini sulla 131. Ascolta, dei ragazzini che ha iniziato, che quelli un po' più, diciamo, quelli un po' più svegli, poi si sono adeguati al sistema oppure... Ma alcuni sì, alcuni no, per la maggior parte sì. Quindi alla fine ti porterai nel cuore i mercoledì in esterna da Latte Dolce? Certo. Questo è quello che... Certo. Allora, vogliamo parlare con qualcun altro di voi? Un altro maschietto, Fabio? Ragazzi, l'applauso per Fabio! Perché sputa fuoco? Io sputo il fuoco. In che senso? Nel senso che sputo il fuoco col petrolio. Ah, cioè proprio tu ti diverti? Esatto, alcuni... e io sputo il fuoco. So, ognuno fa quel che può nella vita. Esatto, non so, io mi alzo la mattina e sputo il fuoco. Ma come ti alzi il mattino sputi il fuoco? Sì, perché io al posto dell'acqua tengo il petrolio nel bicchiere. Ho capito, quindi insomma tua mamma sarà contenta. Esattamente, anche i lampadari di casa. Esatto. Ascolta, di quest'estate ragazzi ne stiamo parlando tantissimo durante questo speciale. Cosa ti porterai tu invece nel cuore? Cosa ti ha insegnato?
perché cosa hai imparato poi da questi ragazzi? Come avete già detto, le esperienze sono tutte belle, servono tutte per crescere. Noi diamo tanto ai ragazzi, ma i ragazzi danno tantissimo a noi. Ricordi belli ce ne sono tantissimi, brutti praticamente niente. Un'esperienza che probabilmente ripeterò, questo è già il secondo anno, però è una cosa che non si smette mai di voler fare. You know we got to get it wrong. Mary J is in the spot tonight, and I'ma make you feel alright. Come on, baby, just party with me. Let loose and set your body free. Leave your situations at the door, so when you step inside, jump on the floor. Let's get it crunk up on in this dancery. We got y'all open, now you're floating, so you got to dance for me. Don't need no hateration, holleration in this dancery. Let's get it percolating while you're waiting, so just dance for me. It's only gonna be about a matter of time before you get loose and start to lose your mind. Cop you a drink, go ahead and rock your eyes, cause we're celebrating no more drama in our life. E noi siamo in compagnia. Hai acceso il microfono? Ok, anche quello di sopra? Funziona bene? Vado tranquillo? Metti la mano avanti, la mano indietro, la mano avanti e la fai girare, e fai boogie boogie e fai un giro e poi salti là. Metti la mano avanti, la mano indietro, la mano avanti e la fai girare, e fai boogie boogie e fai un giro e poi salti là. E metti un piede avanti, un piede indietro, un piede avanti e lo fai girare, e fai boogie boogie e fai un giro e poi salti là. E metti un piede avanti, un piede indietro, un piede avanti e lo fai girare, e fai boogie boogie e fai un giro e poi salti là. Metti la testa avanti, la testa indietro, la testa avanti e la fai girare, e fai il boogie boogie e fai un giro e poi salti là. Metti la ciapa avanti, la ciapa indietro, la ciapa avanti e la fai girare, e fai il boogie boogie e fai un giro